L'urlo di Katia Masato, la titolare della fioreria al Parco di Mira, chiusa nel suo negozio col terrore di non sopravvivere al tornado, è uno dei simboli di quel drammatico evento che ha colpito la Riviera del Brenta, che non si potrà dimenticare. Il negozio di Katia fu distrutto quel giorno, ci mise un anno a ricostruirlo e ripartire, ma oggi lei è amareggiata perché dice siamo stati abbandonati. Quando vediamo un temporale abbiamo tanta paura adesso con quello che è successo quella volta. Quello che mi sento di dire è che a distanza di 10 anni i soldi per me e per altre 4 aziende agricole non sono mai arrivati e siamo tanto amareggiati. Purtroppo abbiamo un sacco di difficoltà perché abbiamo un mutuo abbastanza importante da pagare tutti i mesi e non ce la facciamo più. Un mutuo che non sì, abbiamo dovuto fare per, ricostruire e ripartire, perché i soldi appunto non sono mai arrivati e per ripartire dovevamo in qualche modo, sì, attingere a dei fondi che ci hanno aiutato fino adesso, ma pagare 3.500 € al mese di mutuo adesso diventa veramente difficile, non ce la facciamo più. Katia è in difficoltà perché i fondi alle aziende agricole non sono mai arrivate. Gli appelli ne ho fatti tantissimi in tutti questi anni, ma ho visto che comunque non hanno portato a niente. Ho sentito anche il nostro presidente Zaia e Zaia mi diceva che i soldi dovevano essere stanziati dalla Protezione Civile di Roma e questi soldi, ripeto, solo per le 5 aziende agricole colpite non sono mai arrivati. Così potrebbe essere costretta a vendere e lancia un appello. Mi costringe a 10 anni dal tornado a mettere tutto in vendita perché non ce la faccio più a sostenere le spese, come ho detto prima, e non ce la faccio più ad andare avanti. Cerco un socio che possa venire dentro con capitale, con manodopera per aiutarmi, adesso come adesso, oppure l'altra possibilità che abbiamo è quella di vendere. Non ce la facciamo più, i soldi sono tanti e oltretutto, oltre a questo che non sono stati stanziati quei soldi che ci avevano promesso, il comune ci aveva assegnato 4.500 € e ce ne ha richiesti indietro 1.990, perché secondo loro quei 4.500 € su 1,5 milioni di euro di danni erano troppi.